bottino della Rotoplas. Il bottino della Rotoplas Volano Volley è di 4 vittorie consecutive al momento su 6 partite giocate. Dopo una serie di 2 KO di fila nelle prime 2 al tie break, siamo riusciti a mettere in cascina 4 vittorie e adesso c'è area di big match all'Arena Biancorossa. Quindi chiamate tutti i vostri amici a casa e ditegli di sintonizzarti su Volano Volley Channel, perché oggi Alta Frate, la seconda in classifica, è contro le nostre ragazze. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 8ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C, che vede appunto la Rotoplas Volano Volley affrontare l'Eurogroup Alta Frate della provincia di Padova. 4 vittorie consecutive al bottino della Rotoplas, che al momento ha un rollino di 7 partite con punti. Vuol dire che la Rotoplas è riuscita sempre a vincere o perdere, portando a casa almeno un punticino. Il bottino della Rotoplas, guardando la classifica che ci viene fornita dai libretti stampati dal nostro sponsor Grafiche Stile, vede Arena Volley Team Verona con 17 punti, una partita in più, Eurogroup Alta Frate Padova 15 punti, Euromontaggi Group Porto Mantovano 14, Impact Volley 90 Vicenza 13 e poi ci siamo noi con 12 punti insieme alla Nardi Pallavolo Volta, il Colle Consorzio di provincia di Padova, 9 punti per la Pantini Folcieri Ostiano, 8 punti per l'Azimut Giorgione, 6 punti per il Blue Team Pavia di Udine, 3 punti per lo Spaccavolley e il Tecnica Piadena e a fanalino di coda Cortina Express Imoco Volley. Salutiamo subito i miei collaboratori, possiamo definire così, quelli che mi accompagnano in questo viaggio. Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, nonché scoutman della squadra, che anche oggi ci fornirà con la sua assistenza con la sua assistenza di punti. Saluto anche a Fabrizio Saba, il nostro regista. Un saluto anche a Alan Berloffa, che oggi è nel ruolo di, diciamo, segnapunti elettronico, e lo sarà anche per la prossima partita, perché vi informo già che la prossima sarà contro la Nardi Pallavolo Volta, quindi sabato prossimo, sabato 3 dicembre. Oggi è una giornata importante per la Rotoplas, perché da un anno a questa parte il comune di Volano è contro la violenza contro le donne, per un giorno che deve essere per 365 giorni, non solo il 25 novembre. Quindi prepariamo dopo a vedere le immagini dal vivo, perché le ragazze saranno pronte per fare scendere in campo con una sete molto particolare, ecco, diciamo così. Non vi spoilerò niente. Intanto vi lascio con le immagini e tra pochissimo torno, perché vi devo anche dire quali possono essere le possibili formazioni che partiranno in questa 8ª giornata. Allora, il fischio dell'arbitro è ufficialmente arrivato e adesso ad accogliere le ragazze ci sarà le note del mitico film Stay Alive, diretto da Silvestre Stallone. La canzone è ovviamente Far From Over di Frank Stallone. Eccola qui che parte. Siamo quindi pronti per vedere questo grande spettacolo tra le ragazze del Volano Volley
e le ragazze della Eurogroup Alta Frate Padova. Oggi, se avete visto anche dai nostri social, anzi dai social di ieri, oggi abbiamo anche nell'intervallo le ragazze del Terticor Spazio Danza che ci delizieranno con i loro stacchetti musicali, quindi durante la pausa ovviamente non manderemo gli sponsor che saranno a inizio e a fine partita, ma manderemo gli stacchetti per farvi vedere lo spettacolo loro. Eccoci pronti, allora stanno per scendere in campo le due squadre. Allora adesso vi lascio alle parole di Paolo Scrinzi che farà il grande annuncio di questa giornata. Il comune di Milano, l'occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne a Purtroppo che si lavorano per tutti, in quanto ogni giorno dell'anno bisogna vederci per morire. Il nostro motto è violenza. Il nostro scopo storico per cambiare il tempo è non violare. Quindi queste rose rosse sono state fornite dal nostro sponsor storico Cagliari Fiori, che come avete visto sta donando una rosa a ciascuna delle ragazze per sconfiggere la violenza contro le donne. Quindi un messaggio molto importante che il Volano Volley, dopo una stagione a citare questo motto, vuole, diciamo così, chiudere un pochettino il cerchio quest'anno. Ottava giornata campionato nazionale per il primo sì. Il mondo della proposta, dove vedere un gruppo quanto tutti le cose che Padova. Hanno trovato in conto il primo arbitro di Guadalupe, magari non è ora. Il secondo arbitro di Dio non era, non si vede, Matteo, in casa della stessa. Perfetto, allora grazie al messaggio lanciato da Paolo Scrizzi siamo quasi pronti per l'inizio di questa partita. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Gianluca Fumagalli di Cremona, assistito dal signor Andrea Michele Aleo della sezione di Caltanissetta. Allora io parto già con una cosa un po' tranquilla e sincera, ovviamente, perché è un po' importante doverlo annunciare. Se farò un po' di fatica a parlare oggi, purtroppo è il malanno di stagione, quindi abbiate un po' di pietà di me. Forse non sarà il tie break che dovrete chiamare un'ambulanza, ma forse già all'inizio del terzo set. Sento di voce un pochettino bassa, però cerco di fare quello che riesco anche oggi, perché è veramente molto importante. Prova. Sempre solo così forte. Questa era la formazione dell'Alta Frate, adesso quella Rotoblas Volano Volley.
Giussi, si alza l'ostruzione, per la parola, volley, portare Jessica, Devall. Volley, tutti attivitati. Uno si difende, la battaglia. Che Mauro Marini. Allora, nessuna sorpresa da parte delle due formazioni che schierano il sestetto titolare visto nelle ultime giornate. Quindi, cominciando con lo Rotoblast, Jessica Devall, capitana numero 2, il ruolo di centrale insieme a Fulvia Gridelli, libero Elena Pierobon, palleggiatrice Federica Braida, la schiacciatrice Emma Orlandini insieme alla Alice Bellini, l'opposto Carlotta Petruziello. Nel lato Eurogroup Alta Frate Padova i centrali sono numero 1 Francesca Volpin e la numero 11 Ilaria Fanelli. Il libero è la numero 5 Giulia Pavei, l'opposto Alessia Cicolini. La palleggiatrice Elena Bortolotti, ex di giornata, e le schiacciatrici Marta Masiero, capitana, e Arianna Risso. Primo attacco di Volpine vincente, quindi il primo punto è per Alta Frate, 1-0. Primo punto all'Arena Biancorossa è stato segnato dalla formazione di Padova. Alessia Cigolini al servizio, battuto provati su Piero Bon, ma Piero Bon intuisce che va out e il punto è per la Rotoblast che firma il primo punto della partita. 1 pari il punteggio. Fulvia Gridelli al servizio per la Rotoblast. Servizio battuto. Out anche questo servizio. 2-1, quindi al momento questa è la situazione. Capitana Marta Masiero per Alta Frate Padova. Servizio battuto da Masiero su Orlandini. Braida. Pallonetto di Bellini vincente. 2 pari il punteggio adesso. Federica Braida al servizio per la Rotoblast. Battuto il servizio sul Jessica Devall sulla ricezione sbagliata. 3-2, vantaggio Rotoblast. La ricezione era di Arianna Risso, che era stata completamente sbagliata e ha favorito l'attacco di Jessie. 3-2 il punteggio. Vede battuto il servizio sul libero. Bortolot. Masiero, difenso Bortolot. Infrazione di doppio tocco per di Devall. 3 pari il punteggio. Francesca Volpin ora al servizio. Francesca Volpin al servizio. Servizio battuto su Piero Bon. Braida. Attacco di Bellini Murato, Petruziello. Muro vincente di Padova. 4-3 il punteggio. 4-3 il punteggio. Francesca Volpin, ancora lei al servizio. Vantaggio di Alta Frate. Big match all'Arena Biancorossa, vi ricordo. Quindi chiamate tutti i vostri amici a casa. Per ora al servizio di Volpin. 4 pari il punteggio. Alice Bellini al servizio per la Rotoblast Volano Volley. Una bella atmosfera qua all'Arena Biancorossa. Servizio. Mamma mia che bel servizio di Bellini. Difficoltà per Giulia Pavei in ricezione. Petruziello
Attacco out di Petrustiello. 5-4, di nuovo vantaggio per Altafrate. Elena Bortolot, la ex di turno al servizio. Elena Bortolot, stagione 2021, tra le file dell'Arena Biancorossa a prendere in eredità. Servizio out di Bortolot, 5 pari. Dicevo, nel ruolo lasciato vacante dalla ritirata Camilla Giora, quindi ha ereditato un peso pesantissimo la palleggiatrice adesso in forza all'Altafrate. Jessica Deval al servizio adesso per la Rotoblas. Riceve Rizzo, Bortolot in bugger per il pallonetto tentato da Cicolini, che però non è andato a buon fine. Poi difficoltà dell'Altafrate che non si è intesa alla perfezione. Quindi 6-5, un regalo per la formazione biancorossa allenata da Luca Parlatini. 6-5 il punteggio adesso, Rotoblas di nuovo in vantaggio. Per il momento regna l'equilibrio qui a Volano tra le due formazioni. Nessuna delle due riesce a scappare. Servizio ricevuto da Rizzo. L'attacco di Cicolini viene murato un'altra volta. E l'attacco di Rizzo stavolta è vincente. 6 pari. Tentato la difesa Bellini, ma la palla gli non è arrivata a destinazione delle proprie compagne. Arianna Rizzo al servizio per la Rotoblas. Scusate, per l'Altafrate. Servizio battuto su Bellini. Federica Braida al centro. Gridelli. Fulvia Gridelli. 7-6. Ottimo attacco di Fulvia al centro. 7-6 il punteggio adesso. Il servizio. Servizio battuto da Petruziello. Arriva l'Ace. Carli. 8-6. 8-6. Ancora Carli. Carlotta Petrustiello. Servizio. Riceve ancora Rizzo Bortolotto. Pallonetto tentato da Cicolini, però viene difeso da Braida. Orlandini attacca. Difesa da Rizzo. Bortolotto. Attacco subito di Masiero è out. 9-6. Ancora Carlotta Petruziello al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Servizio battuto su Rizzo. Bortolot. Masiero pallonetto. Difende Braida. Orlandini. Bellini attacca. Difende. A sfiorare il ceto Bortolot. Masiero murata. Invasione contro la Rotoblas. Peccato. 7-9 il punteggio. 7-9. 7-9. Ilaria Fanelli al servizio per la formazione allenata da Vincenzo Rondinelli. Saluto anche il nostro ex ufficio stampa. Non mi ricordo neanche più come si chiama. Me lo sono già scordato, ragazzi. Petruziello, attacco difeso da Rizzo. Bortolot, attacco di Cicolini, difeso da Bellini, però c'è una free ball. Bortolot, attacco subito di Volpin, non è andato a buon fine. Bellini attacca. E punto vincente. Alice Bellini 17. Comunque sto scherzando. È qua al mio fianco, ma si chiama Andrea Galli. È sempre bello comunque, nonostante gli anni passati alla corte del Volano Volley SD, comunque torna qui a fare il suo lavoro di giornalista. E Orlandini al servizio, battuto sul libero Pavei. Attacco vincente di Cicolini. Colpisce le mani di Gridelli e piomba nella metacampo bianco-rossa. 10-8 il punteggio. E va proprio Alessia Cicolini al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. 10-8 a favore della Rotoblas in questo inizio di primo set. Riceve Orlandini in servizio. Braida. Bellini. Mani out. Mani out di Bortolot, quindi il punto è di Alice Bellini. 11-8 il punteggio. Fulvia Gridelli al servizio per la formazione biancorossa di Luca Parlatini. Allenata, scusate, battuto su Rizzo. Pallonetto, tocca l'asta il
Volpin. 12-8 più 4 Rotblast. Più 4 Rotblast. Adesso siamo sul 12-8. Il momento massimo vantaggio della partita. Servizio battuto da Gridelli. Riceve Risso. Bortolotti dal lato di Masiero. Con il tocco del muro Gridelli difende. Braida dal lato di Petrusiello. Bello l'attacco di Petrusiello. Mamma mia che disattenzione dell'Alta Frate, che non se la sono chiamata per l'ennesima volta. Un altro regalo regalato. Time out per Alta Frate. Eccolo qui. E andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo sul 13-8, quindi più 5 Rotblast. Vediamo se la formazione di Alta Frate ha approfittato di questo. Ha approfittato di questa pausa per risistemare le cose da tensione nella sua metacampo, nella metacampo giallo-nera. Servizio di Fulvia, battuto su Pavei. Bortolot. Pallonetto tentato da Volpin, ma non è andato a buon fine. De Val, subito! 14-8. Più 6 Rotoblast, esatto, massimo vantaggio un'altra volta per la Rotoblast. Fulvia Gridelli, al servizio per la Rotoblast. Servizio battuto in rete, peccato a toccare il naso, quindi siamo sul 14-9. Si chiude qui una buona serie della Rotoblast. Capitano Marta Madiero alla battuta per la Eurogroup Alta Frate Padova. Battuto il servizio su Orlandini. Oddio, in due. Di nuovo in piedi, infatti Luca Parlatini l'ha subito fatta rialzare. Attacco è out. Mamma mia che spreco dell'Alta Frate. Non ha approfittato di questa. Tra l'altro Federica Braida tirata su subito da. Intanto ho il piacere di dirvi che nell'angolo in alto al centro della vostra postazione potete vedere che sono arrivati qui Cigolini, sfonda il muro di De Val. 10° punto per l'Eurogroup Alta Frate. Dicevo, c'è il nostro ex responsabile marketing Michele De Monti e ci sono anche i due allenatori della Trentino Volley femminile, Stefano Saia e il suo vice Milo Piccinini. Il ball per la Alta Frate, pallonetto provato da Fanelli e vincente. 11-15 punteggio. Francesca Volpin al servizio. Riceve attenzione dall'altra parte. L'attacco vincente di Risto. 12-15. Forse potrebbe essere già pronto un time out. Ed eccolo qua il time out. Andiamo con gli sponsor. Nuovamente in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Dopo un break molto folto della Rotoblast, adesso è iniziato il break dell'Alta Frate che deve accorciare ancora un po' le distanze. Francesca Volpina al servizio, 15-12 il punteggio.
Servizio battuto su. La palla in campo. 12. Arriva il 13° punto. Ace di Volpin. 13-15. Di nuovo il servizio di un altro ace di Volpin. Forse ancora le distanze Volpin. Adesso è solo un punto di distacca. Forse è pronto un altro time out. No. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Bellini. Vincente. Alice Bellini. 16-14 il punteggio. Alice. Battuto il servizio su Masiero. Attacco murato di Fanelli. Dall'altro lato prova l'attacco Ciccolini, ma non è andato a buon fine. Petrusiello difende. Pavei, Bortolot al centro, Masiero, murata, però difende ancora Pavei. Bortolot dal lato di Risto. Ed è vincente, sì. Palla in campo, 15-16. 16. Tanto un scontro tra tifosi giovani. Orlandini. Oh, ma Orlandini 17-15. Jessica De Val al servizio della Rotoblast. Servizio in fuori. 16-15 e 16-17. Arianna Riso al servizio. Servizio battuto out. 18-16. Comunque, se queste sono le premesse di questo primo set, ci sarà da divertirsi fino all'ultimo punto di questa partita. Vedendo questo primo set almeno. Petruziello ace. 19-16. Carlotta Petruziello in servizio. Riceve Risto. Bortolot. Ciccolini. Difende l'attacco da Bortolot. Però c'è la free ball adesso. Bortolot. Masiero pallonetto difende Petruziello. Braida. Orlandini pallonetto difende Bortolot. Pavei. Dal lato di Ciccolini. Attacco con l'ausilio del muro. Difende Orlandini. Pavei. Dal lato di Masiero. Pallonetto difende Bellini. Braida dal lato di Orlandini. Ancora Pavei che difende Bortolot. Attacco murato. Fulvia Gridelli. 20-16. Fulvia Gridelli. Monster Block. Time out, andiamo con gli sponsor. Nuovamente in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 20-16 il punteggio a favore della Rotoblast. 20-16 Rotoblast. Carlotta Petruziello al servizio per la formazione
di Luca Parlatini. Carlotta servito battuto su Ritto. Piccolini, con lo zio del muro Braida, Petrusiello in bagger, Orlandini, Murata. Invasione contro la Rotoblas. Esatto, 17-20. Ilaria Fanelli al servizio per Eurogruppo Altafrate Padova. Servizio battuto su Bellini. Braida dal lato di Petrusiello. Attacco out 28. Scusate, 18-20. Ancora Ilaria Fanelli al servizio. Ricordiamo che la Rotoblat ha ancora un time out. La formazione invece di Vincenzo Rondinelli non ne ha più per questo set. Riceve Piero Boni. Attacco di Gridelli viene difeso da Rizzo. Masiero. Stata murata però ancora pallone giocabile per Ciccolini ed è vincente 19-20. Solo un punto adesso tra le due formazioni, 19-20. Time out, quindi andiamo con gli sponsor. a 20 per l'Eurogruppo Altafrate, che adesso ha solo un punticino da recuperare. La canzone che ha reso grande il Milan della scorsa stagione, questa. Speriamo che porti fortuna anche alle nostre ragazze. 19-20 il punteggio. Ilaria Fanelli al servizio, -1 nel corso del primo set. Riceve Piero Bon, Braida. Orlandini, in mezzo al muro. 21-19. Emma Orlandini al servizio della Rotoblas. Servizio battuto su Masiero. Bortolotti dal lato di Ciccolini. Prova la difesa Carli, però non è sufficiente purtroppo. 20-21. Entrambe le squadre in questo primo set ma sono andate oltre i 20 punti al 100%. Un bellissimo primo set intanto. Il servizio di Ciccolini. Out. Bruttissimo il servizio di Ciccolini che impegna nettamente out. 22-20. Fulvia Gridelli al servizio per la formazione biancorossa di Luca Parlatini. Servizio battuto. Servizio out anche di Fulvia. 21-22. Elena Bortolot al servizio. Servizio battuto. Riceve Orlandini. Braida. Petrusiello. Murata. Petrusiello in bagger. Bellini. Pallonetto. Difende. Masiero. Attacco. E poi vincente di Arianna Risso. 22 pari. Torna la parità adesso qui all'Arena Biancorossa con l'attacco che ha perforato il muro biancorosso di Arianna Risso. 22 pari. 3 punti a separarci alla fine del set da entrambi i lati. Servizio battuto da Masiero. Riceve Orlandini. Braida. Bellini. Attacco vincente in mezzo alle mani del muro di Bortolotti e Volpin. 23-22. Federica Braida al servizio.
Servizio battuto su Pavei. Bortolot a una mano, pallonetto di Volpin, difende Bortolot. Petruziello, mani out. 24-22, set ball Rotoblat, ne manca uno solo. Due possibilità per chiudere il primo set. Ancora Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Risso, Pavei. Risso attacca, difende Piero Bon, scusate. Bellini, murata da Bortolotte e Volpin. 23-24, prima palla set annullata. Francesca Volpin al servizio. Servizio battuto. Out! 25-23. Primo set per la Rotoblat. Subito gli sponsor. No, scusatevi, in realtà è l'applauso di dire sempre che abbiamo gli sponsor, ma oggi abbiamo degli ospiti eccezionali che sono le ragazze della Trescore Spazio Danza. Quindi vi lascio con loro.
Attenzione, free ball. Braida. Petrucciello, out. Allora, intanto chiedo scusa Ah, c'è il tocco di Volpin. 1-0 Rotblast. E 1-0 Rotblast, quindi punto è per la invasione contro Volpin. Scusate, dicevo, chiedo scusa del ritardo, ma una piccola pausa bagno per scaricare tutta l'attenzione l'ho dovuta fare. Allora, di nuovo ricomincia questa partita con il servizio di Deval. Cicolini, Muro e Gridelli. 2-0 Rotblast. Jessica Deval al servizio. Servizio di Deval. Out, testato fuori da Padei. Scelta giustissima. Adesso siamo sul 1-2. Allora, un attimo solo che mi è stato appena dato dal nostro mago delle statistiche, Scoutman Andrea Zeni, il tabellino. Per un attimo vi leggo i punteggi. Un attimo solo, scusate che lo sto un po' preimpostando. Attacco out, 2 pari. Ok, scusate un po' l'affanno, ma oggi sono anche un po' da solo e mi manca un po' la mia spalla di fiducia che è la grandissima Emma Galbero che anche oggi è giù a dar manforte alle sue ragazze col sostegno morale. Cicolini in servizio, battuto da Bellini, però Emma Orlandini 2-3 per la Rotblast. Allora, i punti top score della partita è Petrucciello con Bellini, 5 punti per loro. E le altre sono a 2 punti per Orlandini, per Gridelli e per Deval. 16 punti di squadra e 9 fatti su errore. Bortolot, Masiero, attacco, murato da Gridelli, ma però nella metacampo nostra, quindi 3 pari, mani out. 3 pari. Per quanto riguarda la formazione dell'Alta Frate, top score sono Risto 5 punti e Cicolini 5 punti, 3 punti Volpin e 1 punto per Fanelli e Bortolotte. Quando ci sono i balletti, alza volume, sapete. Detto, quando ci sono i balletti, alzare il volume che non si sente niente adesso. Scusate, un piccolo dialogo con il nostro direttore sportivo. 15 punti di squadra per la formazione di Rondinelli e gli errori 8 per arrivare a 23. Cicolini senza muro, difende Orlandini, però attenzione, Volpin, Bertolot, Risto, palla in campo, 4 pari. Francesca Volpin al servizio per la formazione di Vincenzo Rondinelli. 4 pari ancora all'arena biancorosa, devo dire. Attenzione, Petrucciello. Bellini però concede una free ball. Cicolini, Bortolot al centro per Fanelli. Free ball di Orlandini. Ancora Cicolini a ricevere. Risto, Murone di Braida. Murone di Braida. 5-4. Federica Braida, muro vincente. Fulvia. Servizio, Risso, pallonetto, difende Petrucciello. Attenzione, dall'altra parte. Alice Bellini, 6-4. E Gigi Dag ci accompagna in questo momento. Fulvia Gridelli,
al servizio. Servizio battuto. Bortolot. Fanelli difende. Orlandini. Braida. Petruziello. Attacco. E out. Sì. Peccato. 5-6. Elena Bortolot al servizio. La ex di turno. Diciamo di vecchia data Orlandini. Braida che si deve impegnare, però Petruziello concede una free ball. Fanelli. Bortolot dal lato di Cicolini. Murata la De Val, però è ancora nella metà campo giallo-nera. Difende Piero Bone. Poi Bellini, attacco out. Chiede il tocco, che però non c'è. Federica. 6 pari. Ha chiesto il tocco Braida, ma nettissimo che non c'era. Ancora Bortolot al servizio per la formazione dell'Eurogroup Alta Frate. Riceve Orlandini. Braida. Bellini, pallonetto. Difende Bortolot. Pavei, scusate. E attacco vincente. Vantaggio Alta Frate di Risto. 7-6 il punteggio. Ancora Bortolot al servizio. Siamo sul 7-6. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Bellini, pallonetto, difende Bortolot. Pavei. Dal lato di Cicolini. E vincente l'attacco. 8-6. Ottimo break di Alta Frate, che adesso costringerà Luca Palatini al time out. Ecco lo sponsor. Grazie a voi per il vostro sostegno. Grazie. 8-6 il punteggio, di nuovo in diretta all'Arena Biancorosso di Volano. Adesso a comandare per l'Eurogroup Alta Frate con 2 punti di vantaggio. Nella speranza che Alta Frate non abbia iniziato a prenderci le misure, perché potrebbe già, se no, spegnersi subito il divertimento qua. Petruziello, Carlotta Petruziello, 8 il punteggio. Federica Braida al servizio per le biancorosse di Luca Palatini. Ricordiamo ai nostri gentili telespettatori che la Rotoblas ha già osservato il suo turno di riposo nella quinta giornata. Fanelli difende. Piero Bon. Petruziello. Carlotta Petruziello. 8 pari. Ancora Braida al servizio per la Rotoblas. Servizio di Braida, battuto su Pavei, palleggio di Rizzo in bugger. E poi attacco di Cicolini, vincente perché colpisce Petruziello, che dopo va a prendere l'asta. 9-8. Ora al servizio per la formazione di Vincenzo Rondinelli c'è la numero 16, Risto, riceve Risto. Bellini, scusate, Petruziello. Viene difeso il suo attacco. Pavei. Attacco di vincente di Masiero. 10-8. 10-8 adesso per la formazione allenata da Vincenzo Rondinelli. Ancora Arianna Risto. Servizio battuto su Piero Bon. Braida.
Ah. Non è stata una bella alzata purtroppo di 11-8. Attenzione, un altro timeout. Eccolo qua, sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rosso di Volano, 11-8 il punteggio. Luca Parlatini ha già usato i suoi 2 timeout dopo appena 19 azioni di gioco del secondo set. Infatti Luca adesso non può più chiamare i timeout. Servizio di riso battuto su Bellini. Braida. Petruziello. Attacco vincente di Carli. 9-11. Servizio battuto da Bellini. Bortolotto dal lato di Cicolini. Pallonetto difende Petruziello. Orlandini. Attacco vincente. 10-11. Ancora Alice Bellini al servizio per la Rotoblast. Time out sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Ha provato proprio per fare l'audio del palazzetto, tipo. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rosso di Volano, -1 tra le due formazioni, siamo su 11-10. Alice Bellini al servizio, battuto su Pavei, Bortolot, Masiero subito attacca, difende Orlandini, Braida, Orlandini attacca, pallonetto, difende Bortolot, Pavei, Cicolini, attacco vincente, 12-10. Servizio battuto su Piero Bon. Orlandini, mani out. 11-12. Jessica De Val al servizio. Jessica De Val al servizio. Servizio battuto in rete. 13-11 il punteggio. Alessia Cigolini al servizio. Cicolini. Scusate la voce e la tosse, ma purtroppo oggi va così per me. Emma Orlandini al servizio. Scusate, Emma Orlandini ha ricevuto il servizio. Bortolot. Attacco di Masiero difeso da Braida. Tiro Boni in baghe. Orlandini. Emma Orlandini 12-13. Carlotta Petruziello al servizio.
Servizio battuto da Carlotta su Pavei. Subito Orlandini. Parità. 13 pari. Emma Orlandini sulla ricezione Sbilenka. Carlotta Petrosiello, ancora lei al servizio. Attenzione, Volpin dall'altra parte per Masiero. Out. All-out, 14-13. Carlotta Petrosiello, ancora lei al servizio. Servizio battuto in rete. Prima è stata fortunata col naso, stavolta non è stata fortunata. Con 14 pari. La capitana Marta Masiero ora al servizio per l'Eurogroup Altafrate. Battuto il servizio su Piero Bon. Braida. Gridelli. Murata. Fungia Gridelli Murata. 15-14 per l'Altafrate. Attenzione. Piccolo screzio tra coach Rondinelli e il secondo arbitro Andrea Michele Aleo nella sezione di Caltanissetta, vi ricordo. Ancora Masiero al servizio su Piero Bonni. Raida per Orlandini. Pallonetto out. Un altro punticino guadagnato dall'Altafrate. 16-14. Basta tutti a seguire, tutti, avanti! Video battuto su Orlandini. Braida subito dall'altra parte, però difende Masiero. Attacco di Rito Murato da Braida e Puglia Gridelli. Monster block. 15-16. Emma Orlandini al servizio. Attenzione, fallo di rotazione contro Altafrate. 16 pari. Fallo imposto 3 di Cicolini, segnalato dal secondo arbitro. Ancora Orlandini al servizio. Riceve Risso. Bortolotta al centro per Cicolini. Murato da Gridelli. Monster block di Fulvia. 17-16. Ancora Emma Orlandini al servizio. Battuto sempre su Risso. Arriva l'Ace. Emma Orlandini 18-16. Ci sono i cambi. Esce Cicolini per la numero 7 Giorgia Nordio. E il secondo cambio è Chiara Waberzik per Elena Bortolot. Quindi mette il palleggiatore nel ruolo di opposto e l'opposto nel ruolo di palleggiatore. Un tipico cambio che ai tempi della Trentino Rosa faceva spesso un certo Nicola Negro, che adesso allena in Brasile. Emma Orlandini, servizio battuto su Pavei. Palleggio. Fallo contro. Invasione di seconda linea. 19-16. Time out per Altafrate. Sponsor. When you make your mind
Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 19-16. Emma al servizio, riceve Rizzo. Barbersic, attacco vincente, scusate, e di nuovo il cambio. Gloria Marinello prende il posto, prende il posto di Francesca Volpin, quindi centrale per centrale. Infatti è Gloria Marinello al servizio. 17-19. Vi ricordiamo che i due coach hanno già usato tutti e due i time out, quindi da adesso in poi si andrà avanti con tutte le proprie forze. Palleggio di Nordio. Carlotta Petrucciello, 20-17. Settore cambio, Fulvia Gridelli al servizio e Jessica De Valle, la nostra capitana, lascia il posto a Caterina Miori. Fulvia Gridelli al servizio. Servizio battuto su Masiero. Nordio. Wabersik murata da Alice Bellini, 21-17. Ancora Fulvia Gridelli al servizio. 21-17 Rotoblas. Servizio battuto su Risso. Nordio. Risso attacca. Mani out su Miori proprio. 18-21. Di nuovi cambi. Rientra Bortolot per Wabersik e Ciccolini per Nordio. Quindi ritornano i ruoli preimpostati di poco fa. E va al servizio proprio Elena Bortolot. È il quinto cambio per la formazione di Vincenzo Rondinelli. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Bellini attacca. Mani murata. Forse andava anche out, però Piero Bon non si è preso il rischio. E Carlotta Petrucciello. 22-18. Forse andava out, ma non si è preso il rischio. Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Masiero in difficoltà. Bortolot. Rizzo. Bello attacco di Rizzo. 19-22. Come il numero della vecchia Tele 2. 19-22. Tele 2, perché pagare di più? Uno degli spot più iconici degli inizio anni 2000. Servizio di Rizzo. Ace. 20-22. Servizio di Rizzo battuto su Bellini. Petrucciello difende il suo attacco da Pavei e Bortolot. Masiero difende scusate, Piero Bon. Bortolot subito. Favelli. Free ball però. Bortolotto. Favelli ancora. Difende Petrucciello. Bellini prova il pallonetto, difende Rizzo. Bortolot. Ciccolini a due mani. Un'altra occasione per la Rotoblas. Petrucciello difende ancora. Pavei però free ball. Piero Bon riceve subito. Miori e niente da fare. Un applauso a tutte e due squadre.
Che azione infinita, 21-22, però è a favore dell'Alta Frate. Il servito ancora Arianna Risso per Alta Frate. Riceve Bortolo. Forse è il quarto tocco? No, non è il quarto tocco, quindi si continua a procedere. Masiero. Invasione contro la Rotoblas, 22 pari. 22 pari. Torna alla parità. Bella partita all'Arena Biancorosa, 2-7. Combattutissimi. De Val riprende il posto di Miori. Beh, avevamo scritto sui social area di big match. Al momento non ci stanno deludendo le due squadre. 22 pari anche in questo secondo set. Bellini, Braida, Petruziello con l'ausilio del muro, però resta nella metacampo giallo-nera. Attacco vincente di Masiero. 23-22 vantaggio per l'Alta Frate. Ovviamente Luca non ha più a disposizione il time out, come neanche coach Rondinelli. Al servizio credo sia andata la numero 1. No, scusate, sempre la 16 Risso che sta continuando il suo break. Bellini Murata da Fanelli. 24-22 set ball per la formazione di Vincenzo Rondinelli. Set ball. Arianna Risso al servizio. Servizio di Risso, riceve. Tocca la rete. Braida. Sì, infatti. 25-22, quindi uno pari. Vi lascio con le immagini della danza della tre score Spazi Danze. Torniamo tra poco. 7 o 6. Nuovamente con noi Presto Benz Loreto. Grazie. Al prossimo candidato. Insomma,
Sembrava un break vincente per la Rotoblast, che stava conducendo con un vantaggio di 4 punti. Alla fine Alta Frate è risorta dalle sabbie mobili e addirittura ha raggiunto la cima della piramide con un break di 7-0 che è valso la parità 1 pari all'Arena Biancorossa. Comunque una bella battaglia tra le due formazioni. Allora, riepilogo veloce dei punti: 7 punti per Bellini, 11 per Petruziello, 8 per Orlandini, 1 per Braida, 5 per Gridelli e 2 per Deval. 34 punti di squadra. Francesca Volpin 4 punti per l'Alta Frate, Alessia Cigolini 8, 2 Fanelli, 1 Bortolot, 3 Masiero e 11 Risso, che al momento insieme a Petruziello è senza ombra di dubbio la top score della partita, nonché probabilmente MVP della partita lato Alta Frate. Tabellino ovviamente grazie al mago delle statistiche Andrea Zeni, e lo cedo anche al mio giornalista di fiducia qui al mio fianco, perché è giusto da buoni colleghi condividere anche i tabellini e tutto, che magari potrebbe anche essere un modo per agevolarmi l'entrata a Trentino TV, all'Adige, a qualche emittente magari, non si sa mai. Emma Orlandini al servizio per la Rotoblast, primo del terzo set. Riceve Risso, Bortolot, Masiero subito attacca, però difende Piero Bon. E Fulvia Gridelli, attacco e out. Primo punto per la formazione allenata da Vincenzo Rondinelli, 1-0. Alessia Ciccolini al servizio. Servizio di Ciccolini su Alice Bellini. Braida, Fulvia Gridelli, un altro attacco out, 2-0. Bisogna stare un po' attenti adesso, perché i troppi errori possono veramente metterci in difficoltà. Ne abbiamo già avuto la prova con 90 Vicentine, in cui nel primo set avevamo regalato praticamente un set solo facendo 10 errori. Praticamente quasi la metà erano errori nostri, anzi senza quasi, la metà degli attacchi, dei servizi erano praticamente nostri. Bortolot subito 3-0. Dopotutto Elena questa palestra la conosce come le sue tasche, sa dove poterla mettere con quelle mani. Time out per Luca Parlatini, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosa, 3-0 a favore di Alta Frate. L'urlo di Papà Deval per cercare di caricare l'Arena Biancorossa e le ragazze. Attacco subito vincente di Carlotta Petruziello, 1-3. Servizio di Fulvia Gridelli su Pavei. Palleggio di Rizzo in bugger. Attacco subito di Masiero e vincente. No, perché c'è l'invasione. L'invasione della Rotoblast sotto rete. 4-1 il punteggio. Marta Masiero al servizio. Servizio battuto su Orlandini. Federica Braida. Petruziello con l'ausilio del net, però non va a buon fine il suo attacco. E invece quello di Rizzo sì. 5-1.
Marta Masiero al servizio, ancora l'autrice dell'ultimo punto, se non erro. Fa tutto il servizio su Emma Orlandini. Braida, Bellini, difende Rizzo, Bortolot, Rizzo attacca, la volta è out. Sì, 2-5 il punteggio. Federica Braida al servizio. Servizio di Federica su Rizzo. Bortolot, Volpin difende Bellini ed è Bellini che deve attaccare. Padei difende, Volpin difende Braida, Piero Bon, Petruzzello e vincente. 5. Sicuramente comunque andrà questa partita, si andrà comunque al quarto set. Federica Braida al servizio. Inizio battuto sul Pavei, scusate, Bortolotti. Attacco curata da Petruzzello. Rizzo curata da Petruzzello. 4-5. Federica Braida ancora nel servizio con l'audio del net. Petruzzello 5 pari. Time out Altafrate sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 1 pari, il quoziente set, 5 pari, il quoziente punti all'Arena Biancorossa. Siamo nel terzo set di questa 8ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C. In campo la Rotoblas Volano Volley e la Eurogroup Altafrate Padova, che si stanno sfidando per un ruolo importante in questa classifica. Vi ricordo che, guardando la classifica, se la Rotoblas dovesse, facendo tutti gli scongiuri, battere Padova almeno per 3-1, la Rotoblas si porterebbe a pari merito con l'Altafrate. Attacco vincente di, scusate, servizio vincente di Volpin, 7-5 il punteggio. Francesca Volpina al servizio. Piero Bon, Braida, Petruzzello e vincente. 6-7. Servizio di Bellini con l'ausilio del net. L'ausilio del net. 7 pari Alice Bellini. Bellini stavolta in rete. 8-7. 8-7. Bortolot al servizio. Battuto il servizio su Orlandini. Braida, Petruzzello, stagione contro la
Eurogroup. Diritto, invasione di diritto 8 pari. Diventa Pulverine nel centro dell'attacco Rotoblas con Jessica De Val al servizio. Jessica De Val al servizio per la Rotoblas. 8 pari il punteggio. Servizio battuto su Pavei. Bortolot dal lato di Cicolini. Difende De Val. Orlandini attacca, viene murata però. Braida. Orlandini pallonetto, difende Bortolot. Pavei dal lato di Ritto. E punto vincente, sì, 9-8. Non era dentro il campo. Non era dentro il campo e poi entra e poi ha toccato la linea di secondo tempo. 9-8 il punteggio. Allora Arianna Risso al servizio. E Piero Bon. Petruziello murata. Piero Bon ancora dall'alto di Orlandini. Invasione contro la rota per la stessa Orlandini. Provano a chiedere il tocco dell'Alta Frate. 10-8. A me sembrava netta il tocco di Orlandini comunque della rete. Bellini riceve Braida. Petruziello. Tacco out. 11-8. Di nuovo vantaggio di 3 per la formazione di Rondinelli. Servizio di inizio, Braida. Petruziello. Stavolta è vincente perché il tocco di Bortolotti c'è. 9-11. Carlotta Petruziello al servizio. Sotto servizio di Pavei. E arriva l'Ace. 10-11. Servizio di Carlotta su Rizzo. Bortolot. Attacco subito di Masiero. Non è andato a buon fine. Subito Orlandini difende Masiero. Bortolot dal lato di Cicolini. Mani murata però. Metà campo sempre Masiero. In mezzo alle mani di Braida e Gridelli. 12-10. Marta Masiero. Piero Bon. Orlandini. Emma Orlandini. 11-12. Emma Orlandini, l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Servizio battuto su Pavei. Bortolot. Cicolini. Mani out di Bellini. 13-11. Allora, servizio di Cicolini. Riceve Piero Bon. Braida. Bellini, pallonetto murato. Braida subito attacca. Attenzione. Pallonetto provato. Braida in difficoltà. E subito De Val. Il punto di Jessica De Val. Per 13-12. Grandi proteste della metà campo giallo-nera. Fulvia Gridelli al servizio, difende e riceve Risso. Masiero a muro 1, arriva il punto vincente. Con di nuovo i 2 punti tra le due formazioni. Marta Masiero al servizio per
Fulvia Gridelli, Petruccello, out. 15-12. 15-12. Non sono mai andati sul 12 pari, siete stati 2, 1, 2, 1, 2. No, non c'è stato il pareggio. Truziello difende Cicolini. Attacco di out. Provato l'attacco Riso, ma è out. 13-15. Gridelli out, Federica Braida out. 16-13. Francesca Volpina al servizio. Servizio su Orlandini, arriva il salvataggio miracoloso di Brai e Bellini. Bortolotto però c'è la palla. Un altro attacco vincente di Rizzo. Io 4, Altafrate. Time out per Luca Parlatini, sponsor. Per recuperare quelli. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Altafrate che sta iniziando a prendere il largo adesso. Bisogno di una reazione d'orgoglio da parte delle nostre per riportare la partita sui binari giusti. Se no questo terzo set potrebbe andare nelle mani della formazione di Vincenzo Rondinelli. Servizio di Volpini su Orlandini, però c'è una free ball. Mazziero, Bortolotto dal lato di Rizzo, pallonetto, Braida difende, Bortolotto e Piero Bon, Bellini difende Volpin, Bortolotto, l'attacco, muro di Deval! Muro di Deval! 14-17. Alice Bellini al servizio, riceve Masiero, Bortolot, attenzione, un attacco un po' smooth. Oh! Che botte di... Scusate, mi stava per scappare una parola con 4 lettere. Che botta di fortuna. 15-17 di Pietrustiello. Mi sono tenuto, dai, perché siamo in diretta. 15-17. Servizio di Bellini, out. 18-15. 18-15. Elena Bortolotta al servizio. Servizio su Orlandini di Bortolotto. Braida. Orlandini attacca, viene difeso il suo attacco. Rizzo ad attaccare. Funzione. Bagger dall'altra parte per Cicolini. Mani murata però. Difende poi Piero Bon. Petruziello difende Pavei. Poi c'è la free ball. Ancora Petruziello. Invasione contro l'Eurogroup. Ma il punto era comunque della Rotoblat. 16-18. Destica Deval al servizio. Fa tutto il servizio su Pavei. Bortolot. Masiero. Free ball. Braida. Gridelli subito però Risso. Oh, attenzione.
Risso attacca con l'ausilio del net. Braida. Orlandini. -1. Orlandini 17-18. Time out per l'Alta Frate sponsor. A 17, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa, terzo set dell'8ª giornata, campionato Serie B1 Girone C. De Valle battuto il servizio su Risso. Piccolini, difende Orlandini. Braida. Orlandini pallonetto, difende Masiero. Attenzione. Fulvia 18 pari o attacco sbagliato? Battuto Pabrodo, 18 pari. Jessica De Valle al servizio. Servizio di De Valle battuto su Risso. Bortolot. Cicolini. Fuori al muro di Gridelli, 19-18. Diana Risto, servizio. Su Piero Bolli, servizio Bellini. Petrucchiello, difende Bortolot. Pavei. Pallonetto di Cicolini e vincente, 20-18. Servizio ancora di Rizzo. Riceve Piero Bon. Braida. Petruzziello. Mamma mia, Carlotta Petruzziello. Carlotta. 21 punti di Carlotta Petrucchiello. Servizio battuto di Carli. Attacco vincente di Cicolini. 21-19. Fanelli. Servizio. Mamma mia, che brutto servizio di Fanelli. 20-21. Orlandini al servizio. Sicuramente questa è una partita dalle 1000 emozioni in questi primi 3 set. Visto battuto, riceve Volpini. Masiero Murata! Federica Braida! 21 pari! Orlandini. Attenzione. Cicolini. L'ha provata a mettere lontana dalle righe. Troppo lontana dalle righe. 22-21. Cicolini al servizio.
Servizio battuto. Tocca il muro. 23-21. Cicolini al servizio. Ace poco fa. Servizio battuto su Piero Bon. Braida dal lato di Bellini. Palla in campo. Out. Ma questa la dentro. 24-21. Per me la palla era in campo. Comunque non di questa video il secondo arbitro. Quindi set ball per l'Alta Frate, che adesso, grazie a questo regalo arbitrale, poteva portarti aveva a disposizione il set ball per portarti a casa il terzo set. Però al momento, e chiedo subito scusa per la reazione un po' brutta di dire regalo arbitrale, scusate, non è una roba da dire. Comunque chiedo quindi scusa ai tifosi di Alta Frate. Cicolini difende, però c'è ancora una free ball dal lato per Masiero. Pallonetto e vincente. Come nel secondo set si chiude 25-22. Quindi 2-1 per l'Alta Frate. Andiamo con lo stacchetto dell'Eltersicore. Vediamo al prossimo.
Julian Ribelli. Panta. Alessia Cipolini. Ani. Fede. Panta. Alice. Bye bye. Pronti siamo qui.
7 pari. Alessia Tivoli. Alice. Fede. Nove pari. Manda da zero. Alice. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorotta di Bolano. 9-11 a favore dell'Alta Frate. Cristiello difende Pavei. Però dritto. Anzi, difende una volta Piero Bonci. Braida. Cristiello, Murata, Bellini, attenzione, Matiero, dritto, 12-11 e scusate, 12-9. Servizio, Bellini, pallonetto, Murata, Dirobon, Bellini, Murata da Rizzo, 13-9, Alta Frate inizia a prendere il largo.
Time out ancora, sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo e ti aspettiamo. Di nuovo in diretta, l'Arena Biancorossa 13-9. Insomma, la panchina inizia ad avere forse un po' la panchina corta forse in questo momento. Che purtroppo l'unica banda che abbiamo a disposizione sarebbe la Asia Calza. Intanto Carli ci mette il suo 10-13 per cercare di tenere a galla le sue compagne. Alice Bellini al servizio. Spero di cuore di essere smentito adesso sulla panchina corta, ma purtroppo no. 14-10, peccato. Purtroppo se subiamo la sconfitta, però dobbiamo darci il merito dei troppi errori comunque. Questo va detto purtroppo. È inutile purtroppo cercare scuse, bisogna anche essere obiettivi e giusti. Se gli errori sono stati tanti. Muro intanto di De Valle. 11-14. Stavo dicendo. Provo a chiedere un attimo una roba al mago delle statistiche. Allora intanto punto 15-11. Dicevo 11 errori nel secondo, 12 errori nel terzo e fino adesso 6 errori. Per adesso Altafrate ha iniziato a fare punti anche. Servizio battuto su Orlandini. Braida in difficoltà, è subito Gridelli, però c'è una free ball. Piero Bon. Dal lato di Carli. Murata out. Murata out, sì. 12-15. Carlotta Petrusiello al servizio. Rizzo riceve Bortolotto dal lato di Cicolini. Muro out. 16-12. Arianna Riso al servizio. Servizio su Piero Bon. Raida. Orlandini. Murata Orlandini. 17-15. 17-12. Riceve Piero Bon. Braida. Grivelli. Murata un'altra volta. Murata l'ennesimo muro di Altafrate che ormai ha preso davvero la strada verso la vittoria. Ricordiamo che Altafrate nel match della settimana scorsa aveva perso clamorosamente contro l'ultima in classifica, che era lo Spaccavolley, e adesso è veramente vicina alla vittoria. 6 punti di vantaggio, gliene mancano 7 per chiudere la partita. Difende Bortolot. Pavei. Cicolini. Murata. Bortolot dal lato di Masiero. Murata. Raida. Orlandini. Tacco out.
19-12. Peccato. Purtroppo però... Purtroppo deve succedere prima o poi che anche una sconfitta dopo 4 di fila può arrivare, ovviamente. O che per una partita la Rotoblast non faccia punti. Murata Petruzziello da Fanelli. 20-18, ormai Altafrate, scusate, non mi vengono neanche le parole ormai. Ormai Altafrate veramente è in mano completamente il pannello. Ormai il pallino del gioco in mano. Riceve Piero Bono in servizio di Risso. Orlandini difende Pavei. Attacco vincente di Fanelli. 21-12. Adesso c'è massimo vantaggio della partita. Adesso 9 punti. Mancano 4 alla scusate. Servizio errato di Rizzo. Regala il 13° punto alla Rotoblast. Dicevo, mancano 4 punti alla formazione di Vincenzo Rondinelli per portarsi a casa i 3 punti. Attenzione, Fanelli Mura. Però il punto è della Rotoblast per il fallo. 21-13 adesso. Una piccola distanza accorciata. Attenzione. Siamo Orlandini. Servizio battuto su Masiero. Bortolot. Cicolini difende Orlandini. Bellini difende Risso. Masiero, Murata da Miori. Federica Braida. 15-21 comunque. Time out, Altafrate, sponsor. (15-21). Di nuovo in diretta. 15-21 il punteggio. Siamo sempre più vicini all'epilogo probabilmente della partita. Ovviamente se non c'è una reazione d'orgoglio della Rotoblast magari in questi ultimi punti, magari per riprovare a mettere in riga la partita. Pavei, Cicolini, Murata. Pavei, sempre per Cicolini. Pallonetto, Murata da Miori. Bortolot dal lato di Masiero. Raida. Petruziello difende Pavei. Bortolot. Cicolini. Vincente. 22-15. Scusate, cambio per Ilaria Fanelli lascia il posto a Gloria Marinello, che si prepara al servizio. Vi ricordo che domani mattina potrete seguire il recap per capire chi è stato il top score della nostra squadra. Però sarà, a meno di stravolgimenti nell'ultimo secondo, sarà ovviamente Carlotta Petruziello. La MVP probabilmente di questa partita sarà la Arianna Rizzo per Altafrate, se finisce ovviamente a favore di Altafrate. Il Robon, Bellini. Rizzo riceve Miori. Difende la Bortolot. Cicolini difende Petruziello. Braida dal lato di Bellini.
Attenzione, Petruzziello. Braida. Dai Bellini, attacca più decisa. Attenzione, Masiero, viene murata. Visto dal lato di Cicolini. E vincente l'attacco di Cicolini. 23-15. Cicolini comunque dopo l'attacco è caduta a terra, probabilmente è veramente stremata. -2 all'Alta Frate per portarsi a casa questa vittoria. Chiedo ovviamente scusa anche ai tifosi di Alice Bellini per la reazione che ho avuto. Bellini riceve con difficoltà. Bellini concede una free ball adesso. Bortolot, Volpin. È vincente, sì. 24-15. Allora 9 match ball per Alta Frate. Servizio battuto su Bellini. Braida. Petruzziello. Viene murata. Petruzziello. Braida. Bellini. Attacco out, sì. 15-25. Dopo 4 partite consecutive la Rotoblast deve inchinarsi all'Eurogroup Alta Frate Padova, che vince il match per 3-1. L'MVP è Arianna Riso sicuro. Allora l'appuntamento è per sabato prossimo alla Nardi Pallavolo contro la Nardi Pallavolo Volta Mantovana all'Arena Biancorossa. Grazie ad Andrea Zeri, il nostro mago delle statistiche, Scoutman, Fabrizio Saba, il nostro regista. L'appuntamento per gentili telespettatori sabato prossimo all'Arena Biancorossa per il match contro la Nardi Pallavolo Volta. Dopo 4 partite consecutive la Rotoblast perde il match e per la prima volta in stagione la Rotoblast non porta punti a casa. Peccato davvero, però anche questo è lo sport. Grazie a tutti, a tutti voi l'augurio di una serena notte, ci vediamo sabato prossimo. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you out. Does it take you? Take you out. Take you out. Does it take you? Take you out. Take you out. Does it take you? Take you out. Take you out. Does it take you? Does
Take you